Ettore, qua intanto la neve non diminuisce, quindi non vedo segnali di rallentamento di questa nevicata. Però qua vedo che siete attrezzati, c'è anche un battitore di piste, insomma uno dei primi che venivano utilizzati in quest'area del comprensorio. Qua è un gatto battipista che è uno dei primi che ha costruito la Leitner, che di solito costruisce impianti di risalita ma anche macchine battipista. È stato il primo gattino, diciamo, che è venuto, aveva acquistato il comune di Sesto per battere le piste nel comprensorio, e dopo l'ho preso io e ho fatto una pistina qui. Infatti qua dicevo qual era la funzione di questo battipista, perché qua c'è una piccola pista che adesso viene utilizzata per scendere con i gommoni, insomma per il divertimento dei bambini, ma anche nostro, magari dopo insomma ne approfittiamo. Sì, e questa qua appunto è una macchina che io ho tutta ristrutturata. Restaurata, si può dire. Tutta restaurata e tornata seminuova, diciamo, è un ricordo che lo terrò finché ci sono. Beh, insomma è anche bello da vedere, insomma. Noi adesso magari dopo ci prendiamo 5 minuti di pausa perché vogliamo fare una piccola discesa con i gommoni. Abbiamo parlato anche di prodotti, no, che vengono ottenuti con gli animali, quindi ricotti e formaggi, e dopo magari ne vediamo alcuni sulla tavola. Adesso intanto facciamo 2 discese, Anche questa è fatta. Questo Ettore è agricampeggio anche? Sì, qua ci sono 15 piazzole con le roulotte affiancate delle cadette. Ma con questa neve la gente viene su volentieri? Sì, verrebbe volentieri, però purtroppo in questo periodo dobbiamo tenere chiuso, non si può ospitare nessuno. Abbiamo dovuto spalarle tutte perché c'erano tantissima neve sopra. Adesso direi che è giunto il momento di andare al coperto, Qua siamo all'interno dell'agriturismo e naturalmente non potevamo che proporvi i prodotti, insomma, che vengono offerti dalla Cervarola, dall'agriturismo alla Cervarola. Abbiamo visto le pecore, le capre, dove ovviamente da cui si ottengono questi formaggini, Ettore. Sì. Una delle tante cose che vengono proposte. Sì, allora questo è più bianco, è la cacciotta di mucca, appunto, che viene prodotto con latte delle mucche che abbiamo visto prima. Il pecorino è prodotto sempre con latte delle pecore di razza bergamasca, la ricotta, e questi sono prodotti appunto che vengono ottenuti in azienda con i latticini. E naturalmente in montagna non possono mangiare le crescentine. Le crescentine, non tigelle, no. Crescentine, il gnocco fritto, e poi dopo... Poi ovviamente i salumi del nostro territorio, i vini del territorio e anche tanti bei dolci. Sì, questa è la crostata, viene fatta con le marmellate che facciamo noi con i nostri mirtilli e i nostri lamponi, periodo estivo. Sì, perché ricordiamolo, qua siamo in territorio dove insomma il nostro mirtillo dell'Appennino è molto conosciuto e anche molto buono. Sì, io ne ho anche del coltivato, però indubbiamente il famoso mirtillo nero selvatico è molto migliore. E poi dopo abbiamo la torta della nonna, abbiamo il burro con le marmellate. E questi cosa sono? Che lì sono gli scarpaccioli. Gli scarpaccioli, ecco, io ti fermo perché sugli scarpaccioli vogliamo fare un piccolo approfondimento e lo facciamo, e poi dopo ti saluto Ettore, perché lo facciamo con la signora Marisa, una nota pasticcera di Sesto, la siamo sempre in Appennino, che ha riscoperto un'antica ricetta per gli scarpaccioli che sono fatti con i prodotti del territorio.
tra cui anche le castagne. Ettore, io ti saluto perché adesso la signora Marisa ci sta aspettando, quindi continuiamo a parlare di scarpaccioli, di prodotti del territorio dell'Appennino con lei, che insomma ci racconta un po' la storia di questo prodotto che ha una radice ben solida in questo Appennino, in quest'angolo di Appennino. Certo. Sono nel laboratorio di Marisa Tognarelli che è qua con me. Buongiorno Marisa, siamo sempre a Sestola, nel cuore dell'Appennino modenese. Marisa, allora, questa ricetta, innanzitutto scarpaccioli vengono chiamati qua a Sestola, però hanno diversi nomi che prendono così sfumature diverse a seconda anche della provenienza, no? Dei vari territori appenninici e non solo. Più che altro è il paese che adotta il suo dialetto per chiamare questi dolci, per dare un nome a questi dolci. Ogni paese che abbiamo nel territorio, nel nostro territorio, ha un dialetto diverso dal nostro, quindi c'è chi li chiama sabadon, c'è chi li chiama scarpacciò, c'è chi li chiama in altri modi, però sono sempre quelli, sono i dolci di una volta. Sono i dolci che si facevano nei territori dove c'erano le castagne, si seccavano le castagne, e poi dopo si conservavano per l'inverno, e durante l'inverno si facevano dei dolci o si mangiavano le castagne perché era un alimento vitale per tante persone. Quindi questo era un modo di fare un dolce nelle case contadine, nelle case anche povere, e dare un qualcosa di dolce anche ai bambini. A noi ce li portavano nelle calze, ce li portava la Befana nelle calze questi dolci. Era un classico dono, sì, era diciamo, il classico, del periodo delle feste. Sì, era il classico dono della Befana, dalle mie parti, che io sono nativa di Sant'Anna Pelago. Che è un comune qua, non molta Che distanza. è un comune a 30 km. Quindi questo dolce si faceva mollando le castagne per una notte, un dolce lento, diciamo, un dolce lento. Poi venivano cotte con acqua e un po' di sale, poi venivano schiacciate e io faccio uguale. Si schiacciano e poi dopo ci si aggiunge un insieme di marmellate tipo perecotogne, marmellata di prugne, marmellata di amarene, un insieme di marmellate. Ci si aggiungono le noci, perché le noci erano anche quelle un frutto secco che erano nel territorio e quindi tutti le avevano. E anche un po' di uvetta, chi la poteva avere? Uvetta oppure pezzettini di mela o frutti così. L'arancia che io aggiungo adesso è per dare un altro profumo. Questo è il pizzico di novità. È il pizzico di novità, l'arancia, oppure si metteva della cannella. Ecco che dava questo cannella, sapore sì, speziato. Marisa, noi siamo arrivati che lei stava a proposito di cannella, col mattarello stava cercando di, faceva questa sfoglia che è sfoglia dolce che serve per preparare. Una sfoglia, una pasta frolla povera, diciamo, che è fatta solo con uova, farina, zucchero, un pochino di burro e un po' di latte e un po' di lievito. E la preparazione come si fa? Eccola qua. Io uso una sacca a posto perché ce l'ho. Faccio i miei mucchietti. E questo è, diciamo, è l'impasto che prima lei ci ha descritto, dove si vedono le nocciole. Vengono fatti così. Adesso ognuno poi li fa come vuole, perché io faccio per velocizzare un po', diciamo, il lavoro. Ogni famiglia usa la propria fantasia. Esatto. Comunque questo è un metodo abbastanza veloce. Si preparano così, sono dei tortelli alla fine. Sono dei tortelli che però non vanno fritti questi, noi non li friggiamo. Come in tante zone si fanno questi tortelli fritti. Si chiudono bene. Sì, questi vanno solo cotti in forno. Chi se lo vuol fare a casa, i tempi di preparazione sono abbastanza ristretti? Abbastanza ristretti no, perché bisogna cominciare con la mollo delle castagne. Questa è un'operazione che Il ripieno poi va fatto almeno un giorno prima di fare questi, perché si insaporisce bene il tutto.
e quindi non è proprio veloce, però non è neanche tanto impegnativo. Uno fa il ripieno, lo mette in frigo e lo torna a riprendere il giorno dopo quando vuol fare i dolci. Ora a questo punto, dopo vanno messi in forno. Ecco, sembrano pronte, si va anche ad occhio, qui l'esperienza vuol dire tanto, Marisa, eh? Sì, beh sì, io ho dato il tempo anche, visto che abbiamo la tecnologia che ci aiuta, ho dato anche il tempo. Eccole qua. Eccole qua. Profumo è buonissimo e poi a questo punto serve la spolverata di zucchero a velo che è il tocco finale, diciamo. Eccolo qua. Nevica. Già, oggi abbiamo visto tanta neve, È tutto adattato all'ambiente, esatto. vedete? Nevica fuori, nevica anche da noi. Esatto. Si lasciano raffreddare e sono pronti. E sono per il pronti. consumo. Sì. E queste in casa una settimana possono restarci tranquillamente. Questi durano benissimo una settimana e anche più. E anche più. Bene, grazie ancora Marisa. Intanto che si raffreddano i dolci, io vi saluto, do la linea con i frutti della terra.